Servirà la bella nei playoff di A2 per stabilire chi tra la Apu, Udine e Scafati approderà alle gare della finale promozione contro Napoli. Ieri a Scafati i friulani hanno perso all'extra time e mercoledì sera, di nuovo a Udine al Palacarnera, ci sarà la quinta decisiva sfida. Ma si sono visti dei progressi in campagna e il coach dei friulani Boniciolli è fiducioso. Sentiamolo nelle dichiarazioni del dopogara. Io sono orgogliosissimo, abbiamo giocato contro una squadra fortissima, una partita straordinaria, recuperata in un clima torrido, come purtroppo sarà torrido sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista climatico, al Carnera, contro una squadra fortissima, mettendo la quinta marcia in difesa negli ultimi due quarti, difendendo in una maniera straordinaria e mancando due volte con un giocatore che ci ha fatto vincere tante partite il tiro per vincere. Se uno mi avesse detto il giorno del primo allenamento che avremmo fatto finale di Coppa Italia persa negli ultimi 4 minuti con Napoli e avremmo giocato gara 5 in casa di semifinale per andare in A1, avrei firmato subito. Allora siamo contenti, siamo orgogliosi, ci siamo divertiti, è stata una bellissima partita, abbiamo perso con un'avversaria che è stata, diciamo, più lucida, nella quale, io dico soltanto questo, stessa partita, identica, 26 tiri liberi per noi a Udine e 12 per loro, vediamo cosa succede. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna 10 minuti dopo la mezzanotte. Ora il meteo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.